GIP di Pordenone concede gli arresti domiciliari all'imprenditore arrestato per la doppia tragedia in A28. Lo sconcerto e il dolore delle famiglie delle vittime. Questa non è giustizia, deve prendersi le sue responsabilità. La scarcerazione del responsabile dell'incidente in cui hanno perso la vita Jessica Fragasso e Sara Rizzotto fa insorgere anche il presidente del Veneto Zaia. Dal giudice dice ci si aspettava maggiore rigore. Il giuramento del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, lunghi applausi alla Camera, il ruolo delle autonomie è decisivo, rafforzano la democrazia e la società. Le preoccupazioni delle emittenti locali per lo switch off di marzo condivise dal Presidente di ANCI Veneto Mario Conte, mi unisco all'appello del Governo affinché 1 milione di veneti non rinuncia all'informazione locale. L'ultimo decreto su Green Pass e 40 anni a scuole, stiamo andando nella giusta direzione, i dati sono incoraggianti, afferma il professor Guerriero dell'Università di Verona, si proceda però con la vaccinazione. Firmato il protocollo di collaborazione tra i comuni di Padova, Rubano e Vigonza per la realizzazione del SIR 2, il collegamento est-ovest della città. L'opera sarà finanziata con i fondi del PNRR. I dati del consultorio familiare di Treviso, con la pandemia boom di accessi di coppie in crisi, in consistente aumento anche i divorzi, a cui ricorrono sempre più over 50. Buonasera e ben ritrovati con l'edizione regionale dei nostri telegiornali. Dunque in primo piano la tragedia in cui hanno perso la vita 2 cugine in A28, in quel terribile schianto. Ebbene, il GIP di Pordenone ha concesso gli arresti domiciliari all'uomo arrestato, proprio accusato della tragedia in autostrada, e insorgono le famiglie delle vittime che dicono: questa non è giustizia, il responsabile deve prendersi le proprie responsabilità. Deluso perché io non so se questo giudice qua ha un cuore. So che la legge è giusto rispettarla, però ci sono modi e modi. Che questo qua ha ucciso 2 ragazze a 200 all'ora, 2 bambine piccole, di cui una ancora, sono tutte e 2 all'ospedale, di cui una con 2 femori operati, la bambina piccola di 4 mesi che ancora non si sa se è in pericolo di vita perché ha sempre questo ematoma sulla testa che non gli va via, mangia e vomita. Arresti domiciliari, un pugno nel cuore per Alain Fragasso, padre di Jessica e zio di Sara. Decisione disposta questa mattina dal GIP di Pordenone per Dimitar Trajkov, l'uomo di 61 anni che domenica ha travolto l'utilitaria sulla quale viaggiavano le 2 cugine, entrambe rimaste uccise nello schianto. Cosa faccio io? Domani mi bevo, mi ubriaco, corro per la macchina, ammazzo uno, tanto fra 6-7 mesi vado in galera. E intanto questo qua a casa sua si mangia il panino, si beve la birretta, si guarda la TV e io qua soffro, io, mio cognato, mia suocera, la perdita di mia figlia e di mia nipote. L'imprenditore bulgaro ha lasciato il carcere di Udine ed è tornato a casa con l'obbligo di indossare il braccialetto elettronico. Decisione del GIP Giorgio Cozzarini, che non ha accolto la richiesta di custodia in carcere da parte della procura, per cui invece esisteva un fondato pericolo di fuga, ma soprattutto una decisione che non trova pace nelle parole di Alain Fragasso. Io vorrei giustizia, ma per tutti. Cioè io voglio che questo arrivi a tutto il cuore degli italiani per far capire che non è possibile una cosa del genere. Io vorrei arrivare anche parlare con questo giudice qua, mi spieghi, magari dopo mi fai ragionare e mi dici: guarda Alain, è per questo. E allora io dico: ok, capisco e va bene. Questo è quello che chiede Alain, capire perché l'uomo che ha tolto la vita a sua figlia e sua nipote e ridotto le sue 2 nipotine orfane all'ospedale dopo la fuga e omissione di soccorso, ora si trovi lì, nella sua casa, nella quale si era rifugiato subito dopo aver provocato lo schianto e dove la polizia stradale lo aveva rintracciato accertando il suo stato di alterazione. Le cose possono succedere, io non lo metto in dubbio, ma se vedi che uno che ti aiuta, basta, poteva succedere anche a me. Però se uno vedi che, addirittura questo qua scappa, ancora peggio. Vuol dire proprio che è menefreghismo, non gliene fregava proprio niente delle altre persone. È questo che non riesco a capire. Oltre che alla legge, quello di Alain è un appello a Dimitar Trajkov, un appello da padre a padre. Io, se avessi un padre così, è brutto da dire, ma mi vergognerei. Ed è duro anche lo sfogo del compagno di Sara, Davis Daros, papà delle 2 bambine rimaste ferite nell'incidente, che teme anche che l'imprenditore di origini bulgare dagli arresti domiciliari possa evadere.
Avendo una ditta di autotrasporti che lavora anche all'estero, cosa ci sta a montare su un container nascosto dietro e scappare? Sì, non ci vuole tanto, 5 minuti. È scappato da una volta in autostrada. Io non trovo che questa sia fare legge. Mi dispiace, ma io non sono d'accordo con il giudice. Non può essere che questa sia la legge. Perché ci siamo anche noi offesi da tutelare. Non solo la gente che va in carcere. Allora vuol dire che io posso andare in giro, uccidere una persona, va bene così? Questo mi sta dicendo la legge? Stiamo scherzando? Sono sconvolto di questa cosa. Sono morte due ragazze e sono 2 bambine senza mamma qui. Non può essere una cosa così alla leggera. E interviene sulla tragedia in A28 anche il presidente del Veneto, Luca Zaia. Siamo tutti per rispettare l'autonomia della magistratura, però è pur vero che il sentimento di noi, del popolo, ho parlato anche stamattina peraltro con i genitori di Jessica Fragasso, in particolare modo con il papà, devo dire che il sentimento è quello di aver subito un'ingiustizia davanti a un fatto così terribile, dove 2 giovanissime ragazze hanno perso la vita, 2 bimbi in tenera età sono ancora oggetto di cure ospedaliere e non sappiamo quale sarà l'esito del trauma che hanno subito. Pensare che la richiesta della Procura di avere misure pesanti si trasformi negli arresti domiciliari, con tutto il rispetto che dobbiamo ai magistrati, però è pur vero che non possiamo, prendiamone atto, ma non possiamo condividere, per cui sposo appieno le posizioni non solo dei genitori, non solo dei parenti, ma in generale sono posizioni che abbiamo tutti noi cittadini. Davanti a una tragedia come questa ci chiediamo cosa bisogna fare di più grave per andare in carcere. Penso a queste 2 ragazze che perdono la vita in giovane età, in quella maniera, con quella dinamica, si possa solo auspicare e si possa solo sperare che ci sia una giustizia vera, seria, severa, che preveda ovviamente soluzioni rigorose. Certo è che se partiamo già con gli arresti domiciliari, giustamente noi che non siamo degli esperti di diritto ci poniamo anche il problema di capire cosa accadrà dopo. Continuiamo con la cronaca, ma parliamo dell'omicidio di Isabella Noventa, perché per Freddy Sorgato, condannato a 30 anni per il delitto della segretaria di Albignasego, di cui, lo ricordiamo, non si è mai trovato il corpo, ebbene per l'uomo arriva una soluzione. Assolto per non avere commesso il fatto. È il Tribunale di Padova, lo stesso dove era stato condannato in primo grado nel giugno 2017, a emettere la sentenza di assoluzione dall'accusa di detenzione illegale di armi per Freddy Sorgato, l'ex autotrasportatore in carcere a 2 Palazzi, dove deve scontare una condanna a 30 anni per l'omicidio di Isabella Noventa, la segretaria di Albignasego, uccisa nella notte tra il 15 e il 16 gennaio 2016, di cui non si è mai trovato il corpo. Queste armi, 2 pistole e 146 munizioni, erano state consegnate alla polizia dall'ex compagno di Deborah Sorgato. Anche la donna sta scontando, come il fratello Freddy, una condanna a 30 anni per l'omicidio di Isabella Noventa. Il passaggio alla televisione digitale e le forti preoccupazioni delle emittenti locali. Il presidente di ANCI Veneto, Mario Conte, ha condiviso l'appello al governo affinché intervenga perché lo switch off di marzo non escluda dalla visione dell'informazione locale oltre 1 milione di veneti. L'appello che le TV locali fanno al governo trova anche il supporto dei comuni veneti e di ANCI Veneto, che chiede appunto al governo di dedicare maggior spazio in quella che è la distribuzione delle bande destinato alle TV locali. Si unisce anche il presidente di ANCI Veneto Mario Conte alla richiesta al governo di intervento urgente per consentire la sopravvivenza delle emittenti locali del Veneto, che da marzo rischiano di vedersi oscurare a causa del nuovo switch off in un'ampia porzione di territorio regionale. Quelle TV locali attraverso le quali passa l'informazione, quella quotidiana, delle istituzioni che tengono costantemente aggiornati i nostri cittadini. Con questo cambio di banda si rischia che alcuni territori
restino completamente isolati dall'informazione locale e soprattutto si vanno a mettere in difficoltà le TV che vedono mettere anche a rischio i posti di lavoro. Dopo il sindacato regionale dei giornalisti e l'SL-CGIL, anche l'ANCI manifesta tutta la sua preoccupazione per le emittenti venete, che in una lettera congiunta hanno chiesto al ministro dello sviluppo economico Giancarlo Giorgetti di prevedere nella legge di conversione del decreto mille proroghe poteri di intervento all'Agicom per salvaguardare l'informazione locale. Mi auguro che una soluzione sia trovata in modo tempestivo, conclude Conte, perché le televisioni locali sono un patrimonio e un presidio che va difeso e tutelato. Svolgono un ruolo sociale importantissimo per i nostri territori. Ieri l'ultimo decreto del governo su Green Pass e quarantene a scuola. Stiamo andando nella giusta direzione, i dati sono incoraggianti, afferma il professor Guerriero dell'Università di Verona, che però poi ribadisce si proceda con la vaccinazione. Vedremo un futuro nelle prossime settimane, nei prossimi mesi piuttosto tranquillo, ma evidentemente questo futuro, come al solito, dipende dai nostri comportamenti e nei nostri comportamenti inseriamo l'utilizzo delle mascherine, ma soprattutto la vaccinazione, che non deve essere persa di vista. Lo scenario finalmente sta cambiando e la stessa linea intrapresa dal governo con l'ultimo decreto convince buona parte del mondo scientifico. Green Pass illimitato per chi ha la terza dose, ma anche le nuove regole per la scuola, con la riduzione dei tempi di quarantena e la DAD circoscritta ai soli studenti non vaccinati. Previsione quest'ultima che ha provocato i distinguo della politica, con la Lega che ha parlato di una discriminazione strisciante tra i banchi e non ha partecipato al voto in Consiglio dei Ministri. Dal punto di vista rigorosamente scientifico, Guerriero, epidemiologo dell'Università di Verona, ribalta la prospettiva. Io non la vedo come una possibile discriminazione, la vedo in maniera completamente opposta, cioè, ma non solo per gli studenti, per tutte le persone. Le persone non vaccinate devono fare assoluta attenzione, quindi è una misura di protezione quando il non vaccinato viene tenuto lontano da un possibile contagio, perché attualmente sappiamo che questo virus può mordere e anche molto forte le persone che non hanno alcuna protezione. Sullo sfondo lo studio condotto sulla popolazione del comune di Verona dall'ospedale Sacro Cuore Don Calabria di Negrar accanto al comune, ULS 9 e azienda ospedaliera. Indagine che se da un lato conferma come il 93% dei veronesi sia protetto, merito soprattutto della vaccinazione, dall'altro evidenzia come il restante 7% sia ancora vulnerabile. Il 7% dei veronesi quindi risulta ancora vulnerabile e il 7% di una popolazione vasta come quella di Verona, che ammonta grosso modo a 260.000 persone, potrebbe voler dire ancora tante migliaia di infezioni e ancora tante decine di morti. Considerazione quest'ultima che non riguarda soltanto Verona, da cui l'appello a procedere con la campagna di immunizzazione anche tra i più giovani. Dunque cambiano le regole per gestire il Covid nelle classi e i cittadini, soprattutto le famiglie, sono d'accordo. Privilegiare le lezioni in presenza è la strada giusta per tornare finalmente alla normalità. Novità, anzi una mezza rivoluzione. Con il nuovo decreto del governo, la scuola rivede profondamente le sue regole su isolamenti e quarantene. Nelle materne, fino a 4 contagi in classe si resta a scuola, al quinto tutti a casa. Alle elementari, con più di 5 casi, restano in classe vaccinati e guariti, mentre alle medie e alle superiori gli immunizzati restano sempre a scuola. E per verificare se si è positivi, ora va bene anche un test fai da te, fatto a casa. E i vicentini sono sostanzialmente d'accordo sulla linea seguita dal governo. Sì, sono molto d'accordo. Se sono in regola con le vaccinazioni, sì, meglio così. Si era arrivati ad avere un sacco di classi in quarantena. Ma ce ne sono ancora un sacco di classi in quarantena e quello è il problema. Suppongo di sì, sì. Semplificazione è sempre meno. Hanno accorciato i giorni? Sì, era ora. All'estero fanno anche di più. Cioè, in che senso? Ho sentito che in Danimarca addirittura non c'è più limite, non c'è niente, per cui la Danimarca non pare che sia un paese incivile, per cui probabilmente è giusto così. Però anche nelle scuole non bisogna abbassare la guardia del tutto. Certamente no, dappertutto, non solo nelle scuole. Penso di sì, credo di sì, è importante che i ragazzi vadano a scuola. Quindi privilegiare la presenza in classe è la cosa giusta? Secondo me sì.
con attenzione i bambini piccoli, quelli che non possono vaccinarsi. Secondo me bisognerebbe che le mamme vaccinassero i bambini dai 5 anni su, ecco, quello importante. Sì, dai, speriamo vada meglio. Certo, e anche di più dovrebbero semplificarle. Cioè in che senso? Facilitare ancora di più le famiglie. Quindi andare a scuola è importante. Sì, perché non si può avvisare alla sera alle 11 mezzanotte che poi la mattina dopo i bambini non possono andare, i genitori come fanno? Devono trovare qualcuno. Qui è un problema. Io sono un insegnante, quindi ho visto. Pensa sia una cosa positiva? Guardi, è talmente complicato dare dei giudizi che sinceramente non lo so. Certo che adesso era veramente difficile con le varie opzioni, tamponi di qua, certificati di là. È veramente molto complesso. E sulla critica che discrimina tra vaccinati e non vaccinati? Quello è un discorso delicatissimo sul quale preferisco non esprimermi. E poche ore fa c'è stato il giuramento del Capo dello Stato davanti al Parlamento in seduta comune. Presenti grandi elettori veneti, tra questi anche il governatore del Veneto Luca Zaia. Un passaggio è stato dedicato al tema delle autonomie locali. Il loro ruolo, ha detto Mattarella, è decisivo. Così come è decisivo il ruolo e lo spazio delle autonomie, il pluralismo delle istituzioni, vissuto con spirito di collaborazione, come abbiamo visto nel corso dell'emergenza pandemica, rafforza la democrazia e la società. Non compete a me indicare percorsi riformatori da seguire, ma dobbiamo sapere che dalle risposte che saranno date a questi temi dipenderà la qualità della nostra democrazia. E adesso ci fermiamo per qualche istante di pubblicità, tra poco. Eccoci in diretta, iscrizioni aperte per il reclutamento di 60 nuovi operatori sociosanitari. Stamattina l'ULSS 1 di Belluno ha presentato i corsi gestiti da enti formatori accreditati dalla Regione che partiranno a marzo. Buongiorno, sono Francesca, sono un'operatrice sociosanitaria che lavora all'ospedale di Belluno nel reparto di pneumologia. Sono qui per raccontarvi le motivazioni per cui ho scelto questo lavoro. Inizia così il racconto dell'esperienza di Francesca Grossi, testimonial naturale di una professione sempre più richiesta che integra l'organizzazione sanitaria. Lo ha fatto oggi nel quartier generale dell'ULSS Dolomiti durante la presentazione di 2 distinti corsi organizzati dal CES di Belluno e dal Circolo Cultura e Stampa, accreditati dalla Regione Veneto per la formazione superiore. Nei siti internet dei 2 enti sono stati pubblicati gli avvisi per i corsi per operatore sociosanitario che partiranno a marzo. 60 i posti a disposizione, candidature aperte fino al 14 febbraio, il 15 il via alle selezioni. Prima facevo un altro lavoro, ero impiegata in un'azienda commerciale e ho deciso, ascoltando il mio sentire, di fare questo corso. Ho imparato una professione, ogni giorno imparo qualcosa. Ho lavorato prima in casa di riposo, poi nel servizio domiciliare ed è sicuramente un lavoro impegnativo sia dal punto di vista fisico che mentale, ma questo impegno viene totalmente contraccambiato dai pazienti. L'entusiasmo di Francesca è la sintesi del raggiungimento di un traguardo, fare qualcosa per gli altri e farlo con professionalità. Questo è l'obiettivo dei corsi che prevedono un percorso teorico e uno di tirocinio fondamentale per comprendere il ruolo che alla fine si andrà a ricoprire. Perché l'OS non è più la professione sicuramente bistrattata come lo è stata in passato, ma è la colonna portante di tutti i servizi sociali che il territorio deve offrire e che è diventata la figura professionale più ricercata nel periodo della pandemia, soprattutto per l'attività svolta al fianco degli infermieri. Credo che sia un'opportunità per tante persone che oggi lavorano in questo territorio e magari non sanno che vicino a casa c'è l'opzione, la possibilità di approfondire queste tematiche, fare questo corso. Certo, come ha detto Francesca Grossi, la motivazione deve essere importante e forte. La mia motivazione era, oltre a imparare una professione, il prendersi cura degli altri, fare qualcosa per gli altri che sono in un momento di difficoltà.
Firmato il protocollo di collaborazione tra i comuni di Padova, Rubano e Vigonza per la realizzazione del SIR 2, il collegamento est-ovest della città. L'opera sarà finanziata con i fondi del PNRR, primo comune in Italia a partire. Una firma concreta e simbolica, quella posta dai sindaci di Padova, Rubano e Vigonza sul protocollo di collaborazione per la linea tranviaria SIR 2. Una città del santo che si allarga e rende concreta l'idea di grande Padova sul fronte della mobilità sostenibile, grazie alla collaborazione siglata con i sindaci di 2 tra i comuni più popolosi della cintura, 23.000 abitanti per Vigonza, 16.000 per Rubano. 400 milioni di euro, prima opera di un comune italiano pronta a partire con i fondi del PNRR che prevedono un cronoprogramma serrato pena l'annullamento degli stessi. È il primo comune in Italia che comincia le opere. Abbiamo finanziamento, abbiamo la tranquillità di tutto il finanziamento, non solo di questo, anche di altre cose, per cui siamo soddisfatti e ringrazio i tecnici che ci stanno aiutando moltissimo. Questa è la concretezza di quell'idea di grande Padova di cui si parla da tanto tempo. Con la Giunta Giordani si è collaborato in modo attivo, prima all'interno della Comepa, della Conferenza Metropolitana, poi redigendo il PUMS, poi arrivando a questo grandissimo progetto Smart che mette in rete 3 comunità, Vigonza, Padova e Rubano, ma che alla fine è un progetto unico per la grande città di Padova di cui ci sentiamo parte. Al primo step, la partenza dei lavori entro dicembre 2023, mancano 696 giorni. Il momento invece è quello di buttarci naturalmente subito, senza perdere neanche un momento di tempo, con quelle che sono naturalmente il timing che comincia. Nel 2023 ci sarà il primo check per verificare che naturalmente le opere siano iniziate, pena perdere i finanziamenti, quindi noi siamo concentrati assolutamente su quello, perché devono essere ultimate il 2026. Ma parallelamente stiamo già lavorando attraverso il piano di urbano di mobilità sostenibile, prevede già il prolungamento della linea verso Vigonza. Una città destinata a cambiare volto, Padova collegata da nord a sud ed entro giugno 2026 da est a ovest, con il tram che nel frattempo vedrà completata anche la linea SIR 3 che si candida a capofila per coordinare i progetti dei comuni contermini. Intercettare il flusso di auto che arrivano a Padova è fondamentale, nel senso meno auto arrivano, però con altri mezzi ovviamente sotto l'aspetto dell'ecologia, sotto l'aspetto dell'ambiente, ben venga. Difatti stiamo progettando con i soldi del PNRR il discorso per arrivare per quanto riguarda Ponte San Nicolò. Riaccendere la fiducia dei giovani verso il futuro puntando sull'impegno nello studio ma anche sui valori del Vangelo. Sono questi temi su cui si è sviluppata la giornata di incontri di Don Adelino Bortoluzzi con gli studenti dell'ente di formazione Irigem. Tu devi imparare a lavorare pensando a quello che fai. È stato questo uno degli spunti di riflessione dell'incontro di Don Adelino Bortoluzzi, autore delle riflessioni sul Vangelo in onda sulle reti media nord-est, con gli studenti dell'ente di formazione Irigem che si è tenuto oggi a Rosà e a Bassano. Fede e impegno nello studio come fondamenti di crescita personale e professionale al tempo del Covid, il tema sul quale Don Adelino ha inserito alcuni stimoli di riflessione personale e collettiva rivolti direttamente agli studenti. La domanda è, ma tu che Dio ha in mente? Un interrogativo non facile in un tempo di paure e limitazioni che hanno portato molta solitudine soprattutto tra i giovani, ma anche la riscoperta della fede nella preghiera. Ditemi, l'ultima preghiera che avete fatto, per chi l'avete fatta? Io l'ho fatta per mio nonno perché è in ospedale e quindi ho pregato perché ne è uscito. Tante le risposte di questi giovani che proprio con le limitazioni del Covid hanno riscoperto il bisogno di socialità, di obiettivi veri e non effimeri, ma anche di docenti che siano punti fermi e sicuri per un percorso che non è solo di studio, ma soprattutto di crescita personale e sociale. Ecco perché l'incontro tra fede e lavoro non può che essere la passione. È importante creare e vivere una passione per le cose grandi. Al termine la benedizione rivolta a queste ragazze e a questi ragazzi che sono il nostro futuro. Il Signore sia con voi e vi doni gioia di vivere, serenità, capacità di amare, entusiasmo per il futuro. Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen.
Anche nel Trevigiano con la pandemia e boom di crisi di coppia. Passano infatti da 28.427 del 2020 a 29.191 del 2021 i divorziati nella Marca, mentre al consultorio familiare del Centro della Famiglia di Treviso il numero di sedute di supporto alle coppie in crisi è passato da 470 del 2020 a 502 del 2021, con i nuovi accessi costituiti per la maggior parte dalla fascia tra i 35 e i 45 anni. I divorzi crescono maggiormente tra gli ultracinquantenni anche in Veneto, molteplici fattori all'origine dell'acuirsi della crisi di coppia. Nel contesto della pandemia, spiegano dal consultorio, dalla convivenza forzata a tempi e modalità di lavoro inediti. Parallelamente alle restrizioni sono venuti a mancare tutti quegli spazi di socialità che normalmente potevano dare nuova energia alle relazioni coniugali. Ed è davvero tutto per questa edizione, vi lascio come sempre alle previsioni meteo. Grazie per averci seguito, buona serata. Gioielleria Laboratorio Orafo di Livio Darè. Crea e realizza gioielli seguendo i tuoi desideri. Benvenuti al meteo. Ancora alta pressione sull'Italia con tempo soleggiato. Venerdì 4 febbraio una debolissima perturbazione sfiora il nostro territorio, ma il nord resta a secco. Vediamo la situazione nel dettaglio. Sul Veneto insiste la fase meteo stabile e siccitosa. Da molti giorni infatti non si registrano piogge degne di nota e nevicate significative in montagna. Cielo in prevalenza nuvoloso per nubi basse e foschie, sulle prealpi e sulle Dolomiti maggiori schiarite. Temperature sostanzialmente stazionarie, minime tra -1 e 5 gradi, massime comprese invece tra gli 8 e i 10 gradi all'incirca. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia, anche in questo caso sarà più soleggiato sui rilievi, altrove frequenti addensamenti, non si escludono poi dei piovaschi su Goriziano e Triestino. Temperature minime tra 2 e 7 gradi, massime sui 9-12 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove non mancherà il sole, cielo sereno o al massimo poco nuvoloso un po' su tutti i settori. Temperature minime intorno a 1 grado, massime infine sui 12 all'incirca. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci. Gioielleria Laboratorio Orafo di Livio Darè. Crea e realizza gioielli seguendo i tuoi desideri.